Cristo risusciti in tutti i luoghi, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Cantate, o popoli, nel regno umano, Cristo sovrano, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E come il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per vivere degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che nei sacramenti pasquali hai dato al tuo popolo la salvezza e fondi su di noi l'abbondanza dei tuoi doni, perché raggiungiamo il bene della perfetta libertà e abbiamo in cielo quella gioia che ora pregustiamo sulla terra, per Cristo nostro Signore. Amen. Dagli Atti degli Apostoli, nel giorno di Pentecoste Pietro diceva ai Giudei: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa, e per i vostri figli, e per
che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dell'amore del Signore è piena la terra. Retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dell'amore del Signore è piena la terra. Ecco l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Dell'amore del Signore è piena la terra. L'anima nostra attende il Signore, Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Dell'amore del Signore è piena la terra. Vittime pascali laudesimo et Christiani, Agnus redemptores, Christus innocens Patri, reconciliavi peccatores, mors et vita duello conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus, dic nobis Maria, qui vivis vivia, sepulcrum Christi viventis, et gloriam Fili resurgentis. Angelicos testes, sudavium et testes, surrexit Christus tes vera, precede suos in Galilea. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. 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 Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide 2 angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto, e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabboni, che significa maestro. Gesù le disse: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salvo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore, e ciò che gli aveva detto. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. In questi giorni dell'ottava di Pasqua, noi ascoltiamo i racconti di varie apparizioni del risorto ai suoi discepoli
alle donne che lo seguivano durante la sua missione pubblica. E queste apparizioni sono dei propri e veri riconoscimenti da parte dei suoi discepoli, che però non immediatamente si accordano di avere vicino il Maestro risorto. C'è bisogno di un cammino, di un dialogo, di un aiuto da parte di Cristo, perché i propri discepoli possano uscire dall'idea di Lui come Maestro buono, morto, sepolto, del quale non si trova proprio il cadavere, perché il sepolcro è stato aperto da non si sa chi, ha invece il Maestro risorto, perché Dio che si è fatto uomo. Il Cristo accompagnerà con pazienza, pensiamo al tempo dedicato ai due discepoli di Emmaus, in un altro incontro di risurrezione, perché ognuno dei destinatari di questi incontri possa fare questo passaggio. Da Lui morto in croce al sepolcro trovato vuoto, con l'assenza del cadavere, all'incontro e riconoscimento di Lui come il vincitore del peccato e della morte. Maria di Maddala è la destinataria di questo incontro particolare. Lei che piange al sepolcro, che non riesce ad avere pace perché non trova neppure le spoglie del proprio Maestro. Lei viene benedetta con questo incontro con il risorto, ma anche noi tramite lei questo incontro siamo aiutati ad avere la possibilità di accostarci a Cristo risorto, che porta consolazione e serenità. E usiamo una parola forte in questi giorni in cui siamo tanto comprensibilmente preoccupati per tante cose. L'incontro con il risorto anche dona gioia grande. Ieri Don Luca nella sua omelia molto si è soffermato su tante componenti dell'incontro e della reazione all'incontro con il risorto, tra queste la gioia. Maria passerà dal pianto della disperazione per il vuoto che nel suo cuore ha aperto perché questo Maestro non lo trova più, alla gioia che diventa annuncio del risorto. Ho visto il Signore. E questa esperienza gioiosa sarà, potremmo dire, l'elemento più convincente della missione di Maria di Maddala. Cosa chiediamo al Signore? Di essere guidati in questo percorso che Lui ci fa fare con questi personaggi. Abbiamo ascoltato nel capitolo precedente di questo Vangelo, secondo Giovanni, anzi nell'episodio precedente, il discepolo che con Pietro corre verso il sepolcro, lo trova vuoto, vede i segni delle vene per terra, del sudario piegato e messo a parte, vede questi segni e dice il testo: vide e credete. Questo discepolo non vede in quell'episodio direttamente il risorto, vede i segni della sua risurrezione e crede. Maria di Maddala in questo racconto vive un'esperienza più grande, non semplicemente l'esperienza di credere dopo aver visto dei segni. Lei fa l'esperienza diretta del risorto. È un passaggio grande, però potremmo dire che il passaggio precedente che ci è illustrato dal discepolo amato dal Signore è un passaggio che prepara quello che sarà invece il dono grande fatto a Maria di Maddala, l'incontro con il risorto. Giovanni, il discepolo prediletto del quarto Vangelo, vede e crede a partire da alcuni segni che per lui sono una certezza incrollabile riguardo alla presenza e alla forza di questo risorto. Questi segni di queste vene, di questo sudario, naturalmente li dobbiamo ricollegare ad altri segni che questo discepolo ha visto durante la vita pubblica di Gesù. Segni che lui conserva veramente nel cuore, i miracoli del Cristo, le sue parole, le profezie anche della sua passione che si realizzano nell'ora cruenta della passione e morte e tante altre cose che questo discepolo medita. Passiamo a noi. Sicuramente anche noi nella nostra vita abbiamo dei segni della presenza di Dio e questi segni ricordati, contemplati, degustati
passati aprono a una fede ancora più grande, ci danno la possibilità ancora più fortemente di credere. Quante volte nella nostra preghiera abbiamo avvertito come frutto della nostra preghiera la presenza di Dio. Magari abbiamo chiesto una cosa, quella cosa specifica non sempre ci è stata data, però la serenità, la forza come frutto della preghiera, magari subito o in un secondo momento dopo la preghiera, sono segni della presenza di Dio, segni grandi. E naturalmente questi ci portano a credere, confermano e potenziano la nostra fede. Però noi, oltre che avere la fede, vorremmo chiedere al Signore di avere la gioia, conseguenza della fede, ma soprattutto della percezione della presenza e vicinanza di Cristo dentro di noi, accanto a noi, con noi. E in questo Maria di Magdala ci dà una mano, ci aiuta. Questa sua esperienza di Cristo risorto ci lascia qualche elemento. Per esempio, il suo rapporto di Maria di Magdala con il sepolcro vuoto. Gesù le parla una volta, Maria, dopo aver risposto a quello che lei pensa il giardiniere, il custode del giardino, lei ancora guarda al sepolcro vuoto. Anche noi guardiamo al sepolcro certe volte. E cosa rappresenta questo sepolcro? Più cose. Prima cosa, anche il motivo del nostro pianto, come per Maria. Tutte le cose che ci preoccupano, tutte le cose che ci fanno stare male, quelle cose, preoccupazioni, ansie, dispiaceri, che magari ci spingono anche a rivolgerci a Dio e in un certo senso hanno aiutato la nostra preghiera. Però se ci fermiamo a queste cose è difficile sentire il risorto che cerca di darci la sua risposta. C'è il pericolo di fermarci al motivo per il quale ci siamo accostati a Lui nella preghiera senza concentrarci su colui al quale ci siamo accostati. Chiediamo al Signore questo passaggio nella nostra preghiera. Signore, aiutaci a non soffermarci sul motivo per il quale abbiamo iniziato la preghiera, ma aiutaci a concentrarci su di Te quando ti preghiamo. Questo sentire, cercare di Dio, scoprirlo come Maria di Magdala, sia il motivo centrale della nostra preghiera, accanto ad altri naturalmente, ma questo sia il motivo centrale. Poi naturalmente anche, collegandoci con la prima lettura, se vogliamo fare un'esperienza gioiosa o almeno che ci porti serenità nel Cristo risorto, pensando a quello che Pietro dice a chi lo sta ascoltando dopo la risurrezione e la Pentecoste di Gesù, dopo il dono dello Spirito Santo nella Pentecoste. Lui dice a chi lo sta ascoltando: convertitevi, cambiate vita. E allora potremmo dire che il sepolcro vuoto, oltre che rappresentare quello che ci può far star male e preoccupare, rappresenta quello che nella nostra vita, del nostro carattere, del nostro modo di fare è ancora legato a una condotta non di vita, ma potremmo dire, usiamo anche un'espressione forte, di morte. Questo sepolcro vuoto rappresenta anche quello che nella nostra vita abbiamo difficoltà a cambiare e che ci allontana dall'esperienza con il Cristo risorto. E allora qui semplicemente ci affidiamo a Dio, al Cristo, perché Lui, che pur chiedendo la nostra collaborazione, fa quell'ultimo passo che consente quell'incontro. Maria, quel nome detto da Gesù, permette a Maria di Magdala di svegliarsi dal suo sonno, potremmo dire, da quel suo fissarsi con lo sguardo e col cuore alla semplice contemplazione del Cristo morto nel segno del sepolcro. Gesù fa il passo finale tramite il quale l'incontro tra noi e Lui avviene nella preghiera, in certi momenti della giornata, quando noi lo cerchiamo con il cuore, quando diamo spazio a Lui come Cristo risorto, quando nella nostra preghiera questo spazio equivale alle nostre preoccupazioni che hanno fatto iniziare la nostra preghiera, le mettiamo da parte per concentrarci su di Lui. Lui poi fa il resto. Naturalmente
questo non solo tramite alcuni nostri passaggi della preghiera, ma anche nella nostra giornata. Va ai miei fratelli, dice Gesù a Maria di Magdala. Questa fraternità, anche questa è essenziale per trovare il Signore risolto. Non solo la qualità della nostra preghiera, ma anche della nostra condotta quotidiana, che è anche questa conseguenza della nostra conversione, del nostro cambiamento di vita. Non è semplicemente una solidarietà, una fraternità fine a se stessa e mandare un messaggio. Maria, chiamata per nome da questo Signore, questo Figlio maggiore, unigenito del Padre, unico secondo la sua natura divina, però il primo pensando a noi come altri figli adottati da questo Padre. Questo Cristo che ci manda i fratelli ci ricorda la nostra identità da vivere. Vivi cristiano quello che sei, un figlio amato dal Padre, che è chiamato con il suo nome, non come numero, ma come fosse quasi un figlio unico, sia dal fratello maggiore, sia dal Padre. Questa tua identità di figlio la vivi come fratello che ama e ricorda agli altri fratelli di essere a loro volta chiamati con un nome proprio e amati da questo Padre e da questo fratello maggiore, il Cristo risorto. Le tue mani son piene di fiori, dove li portavi, fratello mio? Ti portavo la tomba di Cristo, ma l'ho trovata vuota, fratello mio. Alleluia, i tuoi occhi riflettono gioia, dimmi cosa hai visto, fratello mio, ho veduto morire la morte, ecco cosa ho visto, fratello mio. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Padre misericordioso, l'offerta di questa tua famiglia, perché con la tua protezione custodisca i doni pasquali e giunga alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, la nostra Pasqua, si è immolato. È Lui vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nella
sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella festa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo, Dio, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisce in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Guido e tutto l'ordine sacerdotale, la nostra comunità e Chiesa convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Maria Prego, di Elina Pugliotto, Sante Convisuto, nell'anniversario della loro scomparsa, di Giannino Barbisani, Antonia e nonni, Livia, di Luigi Moni di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, che dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale, per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Resta con noi, Signore. Alleluia. Tu sei frumento, Signore degli eletti, tu sei il pane disceso dal cielo. Resta con noi, Signore. Alleluia. Tu sei il vino che germina i vergini, sei per i deboli il pane dei forti. Resta con noi, Signore. Alleluia. Tu sei la guida al banchetto del cielo, tu sei il regno di gloria futura. Resta con noi, Signore. Alleluia. Preghiamo. Ascolta, Signore, le nostre preghiere e guida questa tua famiglia unificata con il dono del battesimo alla luce gloriosa del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia, scritta dal cardinale Tetterenko, arcivescovo di Ester con Budapest e primate di Ungheria. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo nostro Signore hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano la nostra società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti
quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati, dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima, Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Regina dei cieli, rallegrati. Alleluia. Cristo che hai portato nel grembo. Alleluia. E risorto come aveva promesso. Alleluia.